Ciao mister, si inizia il 2025 al meglio con la sesta vittoria di fila, però che sofferenza. Sì, sapevamo che sarebbe stata veramente una partita complicata, un po' perché la prima gara dopo le feste di Natale è sempre difficile, perché alla fine stai fermo un mese e quando giochi con continuità hai quell'abitudine a giocare, quando ti fermi un mese, la prima gara storicamente, per quello che posso portare come mia esperienza, è sempre stata una partita difficile e poi sapevamo che il derby è una partita affascinante ma anche molto particolare perché gli aspetti emozionali e motivazionali in questa gara all'inizio soprattutto vanno un pochino ad annullare quelli che sono magari le differenze tecniche o le differenze di livello. A questo aggiungiamo che quando parti comunque 1-0 sotto dopo 40 secondi la partita diventa difficile, però sinceramente abbiamo sempre avuto la tranquillità di poterla riprendere perché la partita era lunghissima, era all'inizio, abbiamo giocato convinte di poterlo fare, però non abbiamo fatto una delle nostre migliori gare e quindi dobbiamo comunque migliorare alcuni aspetti perché nel primo tempo ci siamo secondo me complicate molto la vita. Abbiamo sbagliato tanto, eravamo lente nel palleggio, avevamo tantissimi spazi sul cambio lato, invece forzavamo le giocate nella direzione da dove eravamo. E questi aspetti sono importanti perché in una partita come questa qui, se tu riesci a fare quelle piccole cose, probabilmente vai in assoluto comando. Se invece non fai quelle cose, forzi le giocate, sbagli tanti palloni, perdi qualche contrasto di troppo, poi da lì nascono poi quelle situazioni magari difficili che devi gestire, dove magari poi l'avversario prende coraggio, la partita diventa diversa. Quindi dobbiamo migliorare quell'aspetto. Però quando tu comunque fai una partita non al tuo massimo e riesci a portare a casa 3 punti e dar continuità, è una cosa molto buona e sono molto molto contento per le ragazze, ecco. Fra le tante cose positive che ci sono state anche oggi, qual è quella che ti ha colpito di più e che ti fa più piacere? Se la reazione dopo l'immediato svantaggio o la gestione nel finale del vantaggio per portarsi a casa la gara? Beh, innanzitutto devo dire la sensazione che mi porta a casa di avere una squadra che, avendo recuperato alcune giocatrici, ci può dare delle soluzioni diverse e di assoluto livello, perché quando oggi ci pensavo, quando al 20° del secondo tempo faccio entrare Ketis, Sagione e Merli, che sono 3 giocatrici fortissime per noi, questo ci fa capire che abbiamo una rosa veramente importante e che ci possiamo permettere di guardare avanti con fiducia perché con tutte queste giocatrici brave possiamo fare grandi cose. Poi è chiaro che alla fine devi soffrire un pochino di più. Mi è piaciuta la gestione degli ultimi minuti, soprattutto del recupero, perché in quel momento devi essere scaltra, in quel momento devi guadagnare qualcosa, in quel momento devi cercare di non dare mai a loro il pallino del gioco per poterti magari mettere una palla dentro l'area di rigore all'ultimo. Siamo state bravi in quello, però dobbiamo essere anche onesti e consapevoli del fatto che non abbiamo fatto una delle nostre migliori partite e che è proprio in questa partita che dobbiamo crescere, cioè quando noi affrontiamo delle squadre che magari sulla carta possono essere magari un pochino più piccoline di noi dobbiamo avere la capacità di andare al nostro ritmo, la capacità di imporre il nostro gioco, perché se ci adeguiamo e andiamo a forzare alcune situazioni è il modo migliore per far prendere fiducia all'avversario, quindi su questo dobbiamo migliorare, però faccio i complimenti alle ragazze e faccio complimenti a tutto lo staff perché comunque vincere un derby è sempre importante. Ricordiamo che a una partita dalla fine del girone di andata abbiamo 27 punti, abbiamo più punti rispetto all'anno scorso in un girone d'andata dove comunque all'inizio abbiamo perso anche delle partite per strada, ecco. Quindi guardiamo con fiducia al ritorno e cercheremo di fare meglio ancora. In questo percorso di crescita di cui hai parlato avete inserito anche Martina Secchi, che ha esordito oggi subito con gol e si è dimostrata subito importante nei meccanismi offensivi della squadra. Come sta andando il suo inserimento col nuovo gruppo? Va benissimo, noi quando a dicembre abbiamo fatto delle valutazioni con la società per fare qualche inserimento, abbiamo ragionato davanti perché Landa aveva appena subito l'infortunio, Begal era comunque infortunata, adesso fortunatamente sta rientrando e abbiamo guardato a quel ruolo. È chiaro che in una squadra forte come la nostra quello che dobbiamo inserire deve essere una giocatrice di livello come le nostre e quando è uscita la possibilità di Martina Seghi, che comunque è una giocatrice molto molto importante e che sicuramente ci darà una grande mano, ci siamo fiondati subito e lei è arrivata alla fine da pochi giorni,
però si è messa subito a disposizione, oggi avevamo bisogno, è stata chiamata in causa e ha fatto gol. Tra l'altro gli avevo detto che l'avrebbe fatto, quindi sono contento di questo. No, bene, sono molto contento. Grazie, complimenti.